Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live Sibili interattivi gratuite. Vi ricordo già che le domande devono essere nuove, non di gente che già ha avuto una risposta altre volte. Quindi mi raccomando, domande fresche, nuove, persone nuove, privilegiamo della possibilità ad altre persone che non ci conoscono ancora di poter usufruire di questo servizio gratuito e quelli che hanno già avuto risposte devono un pochettino attenersi a questa cosa qui, capire questa cosa qua. Quindi, bene, incominciamo a dire, eh, prima di tutto saluto Cassiopea dalla signora Gaetana, Francesco, e appunto grazie di essere qui e di essere qui in compagnia col Maretto Veneziano per queste Sibille interattive gratuite. Mi raccomando, fateci anche un po' di pubblicità, voi che conoscete tante persone. Bene, iniziamo a dire che noi abbiamo, il Legale Maretto Veneziano hanno due gruppi social, in Facebook, i casti sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, da dove stiamo trasmettendo. Per gli amici di Facebook, se vogliono fare una domanda gratuita, devono iscriversi alla nostra piattaforma. La piattaforma di StreamYard è gratuito e quindi dal momento che voi vi iscrivete avete la possibilità di fare la domanda in modo gratuito. Poi vi ricordo anche ormai due cose importanti, che abbiamo il sito del Capitano. Il sito del Capitano è ormai in pista dal 2015, il Marietto ha iniziato a proporre gratuitamente più di 20 ebook di radionica e radiestesia. Si è aggiunta anche il De Garda nel percorso, sono già stati scaricati qualcosa come più di 175.000 ebook gratuiti, quindi qualcosa si è fatto. E come si suol dire, potete scaricarli gratuitamente. In più abbiamo anche una sezione shop che è quella che interessa anche a molti, e dove ad esempio abbiamo questo ciondolo magico, questo amuleto, costa 150 euro, 10 euro di spedizione e si possono applicare anche programmi aggiuntivi. Per chi vuole è sempre disponibile, nel sito ci sono spiegazioni di tutte le qualità. In più per altre persone che hanno altre esigenze, il Marietto e Hilde mettono a disposizione dei riti propiziatori per le ditte, per il lavoro, per la salute, per il benessere, per i sentimenti. Insomma, abbiamo una paletta di possibilità e di offerte grandissime, oltre che chiaramente sigilli e via dicendo. Quindi c'è molta, come si suol dire, carne al fuoco. Quindi questo è quello che noi possiamo offrire. In più vi ricordo che ogni venerdì sera il legale Marietto Veneziano operano per quelli che si sono affidati a noi per le pulizie radioniche. Per chi è la prima volta che viene in questa live, vi ricordo che poi ogni giorno più o meno alle 11:20 il Marietto Veneziano è con voi. In più abbiamo anche durante la settimana, lunedì e venerdì la nostra Hilde, che chiaramente è con noi alle 21:15. Quindi abbiamo anche Hilde Garda, qui c'è il suo numero di telefono, eventualmente per dei consulti professionali. Bene, penso di aver detto tutto, vediamo un po' se ci sono delle belle domandine. Vi ricordo che devono essere fatte col nome, la data di nascita e non devono essere fatte in un certo modo, cioè praticamente devono essere nuove e complete, non devono essere messe lì tanto per perdere tempo, perché, e poi ci riserviamo il fatto di doverle scegliere, cioè scegliamo le migliori, le più complete, quelle che hanno chiaramente più possibilità di agganciarsi alla scena angelica dei Sibili. E qui vediamo una nostra amicizia, la Angie, che si chiama Angela dell'82. Che cosa chiede Angela dell'82? Vuole sapere se conoscerà una nuova persona, quindi Angela si presuppone che in questo momento della tua vita sei sola. Ricordo che anche Cassiopea ci saluta, è sempre gentile Cassiopea, grazie Cassiopea.
Bene, allora la nostra è anche il nostro Francesco, sempre gentili, che salutano. Allora la Angie chiede questa cosa qui, se incontrerà una persona nuova, quindi si parte il presupposto che in questo momento la nostra Angie è sola. Bene, infatti, ok, allora partiamo con il pendolino, vediamo se incontrerà una persona nuova. Sembra di sì, eh? Angie, la nostra Angela del 23 febbraio dell'82 sembra che incontri una persona nuova. Una persona nuova, si parte dal presupposto che sia un discorso sentimentale, no? Certamente non per il lavoro. Andiamo avanti, vediamo un po'. La nostra Sibille, la nostra Angela, insomma una persona nuova. Allora, attualmente tu stai aspettando molto, ovviamente con tutto il cuore, qualcuno di importante, vedo qualcuno, oh, o stai aspettando già qualcuno che conosci, però vedo una freddura, vedo un momento difficile perché eh, qui tu sei speranzosa, però molto probabilmente questa persona che tu aspetti, che tu stai pensando, è un po' fredda, è un pochettino sopra le righe, un pochettino distante, è un pochettino quasi che non ti vede. Vedo che c'è questa sacerdote che è fredda nei tuoi confronti. Però si vede che tu stai cercando, aspettando qualcuno di importante, che ci speri. Angela. E vediamo un po'. Allora, nel passato vedo che c'è stato qualcosa, ma era un po' clandestino, Angela. Qui c'è il Lazzaro, qui c'è la stanza. Si è cercato di mettere a posto le cose, ma sembra quasi un sentimento clandestino, sembra quasi qualcosa di nascosto, vedi? E c'è stato molto, molto sentimento fisico anche, eh? Tu eri speranzosa perché forse lui ti ha detto cose incoraggianti ed eri speranzosa, però una nemica, fosse la moglie, una compagna di questo personaggio o di questo signore o un'altra donna che magari lui non era neanche sposato ma aveva un'altra donna, vi ha attaccato. Quindi il passato è stato piuttosto difficile. Mi sembra quasi una cosa clandestina, c'era del sentimento, tu eri molto forte e speranzosa, però è andata a finire male perché c'è stato questo attacco. Nel presente vedo che purtroppo nel presente c'è una carta difficile una dietro l'altra. Gente che ti spia, ti dice falsità, gelosie, blocchi importanti. Insomma, Angela, in questo momento storico della tua vita, vedo che ci sono delle situazioni estremamente complicate, difficili da superare. E anche nei prossimi mesi, molto probabilmente, potrebbe esserci un cambiamento, ma incontrerai una persona che non dico che vale poco, non dico che è un narcisista, però molto probabilmente tu ti impegnerai per questa persona che conoscerai, ma il santo non vale la candela. E poi vedo un ritorno di una persona con cui tu hai già avuto molto probabilmente una relazione e avrai sicuramente un bel dialogo. Quindi per il momento è tutto bloccato in un modo importante, riceverai solo informazioni false, insomma, e anzi ti spieranno pure, quindi attualmente la situazione è veramente difficile. In futuro purtroppo le cose non cambieranno in senso positivo, sebbene incontrerai qualcuno che sembra essere meglio degli altri. Il problema è che non lo è. E infatti può succedere ancora che avrai un ritorno di una persona con cui tu avrai sicuramente degli ottimi rapporti. Poi però vediamo il finale è l'importante, è l'esito che fa la differenza. Vedi, avrai dei messaggi con questa persona
che hai sempre amato nel passato, però vedi che ti farà piangere. Mm. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche lì potrebbe essere o una relazione clandestina o potrebbe essere una relazione che poi porterà non solo petali ma anche spine. Mm. Quindi adesso vedi, la situazione è estremamente difficile, stai attento alle persone che incontri che ti diranno solamente favole, ci saranno dei blocchi, poi incontrerai qualcuno che sembrerà l'angelo dei desideri, però purtroppo la situazione non sarà come sembra. E poi vedo un ritorno appunto di fiamma di una vecchia persona che hai già avuto, più grande di te, molto probabilmente avrete delle comunicazioni che sembreranno felici, ma poi alla fine, vedi, tu ami ancora una persona del passato e questa persona qui, che potrebbe essere quella che torna nei prossimi mesi, ti lascerà sicuramente qualche dispiacere. Comunque attualmente non vedo nulla di buono arrivare, solamente un narcisista che si vorrà divertire e tu ti attiverai in modo importante, però santo lì non vale la candela. Quindi Angela penso che è meglio che lasci stare. Ecco, e Angela ringrazia. Bene. Adesso vediamo un po' una domanda. Mm. Allora, c'è un'amicizia di Face che fa una domanda. Noara Coman del 67. La mia malattia andrà sempre meglio? Allora, è una domandina. Ecco, sulle malattie noi non rispondiamo, come si dice, in live, per il semplice fatto che sono cose estremamente personali, sono cose che magari toccano sfere che è meglio guardare. Guarda, capisco la tua domanda. Prima di tutto non c'è neanche scritto che tipo di patologia è e quindi chiaramente non ci si può neanche agganciare, non sappiamo il tuo quadro clinico, non sappiamo niente, quindi non vogliamo illuderti, no? Perché potremmo dire che va bene o possiamo dire anche che va male, ma sono effettivamente delle domande troppo delicate e quindi preferiamo non rispondere a questa domanda. Generalmente abbiamo detto che sulla benessere fisico cerchiamo sempre, al limite se vuoi puoi chiamarci per un consulto privato a pagamento, ma le live in diretta per la salute cerchiamo di evitarle perché poi si possono vedere delle cose e le vedono anche gli altri che non sono piacevoli. Bene, andiamo a Francesco, il nostro Francesco del 70. Ritorna o nuovo amore, grazie. Un ritorno o un nuovo amore. Allora, Francesco ci chiede se ci sarà una nuova persona oppure un ritorno di una vecchia fiamma. Vediamo un po'. Quindi questo qui vuol dire che Francesco giustamente è in questo momento solo. Vediamo se c'è un nuovo amore. Ma sembra che qualcosa di nuovo molto lentamente arrivi. mm. Molto lentamente sembra che ci sia qualcosa in pentola che bolli. Vediamo un po'. Vediamo un po' per il nostro Francesco se c'è qualcosa in pentola che bolle. Mhm. Beh, vedo che ci sono. Hai cercato di rammendare con qualcuno del passato. Vedo che c'è un tentativo di comunicazione con qualcuno che viveva con te nel passato, con qualcuno che aveva con te molto probabilmente una relazione, visto che stiamo parlando di amore. Vedi la lettera che vuol dire messaggiare, o stai cercando di ricucire uno strappo che è successo nel passato. Vediamo un po'. Un po' qua. Ma guarda, Francesco, la situazione sembra così. mm. Nel passato vedo che ci sono stati dei ritorni, qualcuno che ti ha attaccato, vedo che hai avuto dei momenti alti ma dei momenti bassi in cui hai rispiato e sembra che c'era una donna
grande vicino a te, molto disponibile, perché c'era una persona del passato che insomma vive, o anche due, non so, però sembra quasi che c'era più che altro una persona che hai già avuto nel passato che è ritornata. E però c'erano anche un'altra donna che ti ha attaccato. Insomma, Francesco, hai avuto un passato chiaro-scuro, come una montagna russa, no? E vedo anche che magari ti spiavano, c'era un uomo magari che ti spiava, magari questa donna aveva anche lei una... Insomma, hai avuto un passato piuttosto impegnativo a livello sentimentale. Nel presente, questa linea presente, vedo che tu ami ancora una donna del passato, no? E sei triste per questa donna del passato, insomma, è nel tuo cuore, Francesco, lo vedo. Però c'è un blocco al rientro, vedi? C'è un blocco forte al ritorno, perché c'è il ritorno, ma prima c'è un blocco. Quindi la situazione è estremamente complicata, eh. Vedo che sei molto giù di morale, molto, molto afflitto da questa situazione, questo periodo. E quindi certamente non è facile superare questa cosa qua. Ma vediamo un po' nel futuro. Nel futuro vedo che c'è, ti vedo che tu pensi, sogni ancora questa grande occasione, no? E potrebbe nascere ancora qualcosa, un colpo fortunato con una donna forte, una donna che ha, come si suol dire, delle belle caratteristiche. Quindi sembra quasi che Francesco, tu abbia in futuro un incontro con qualcuno ehm, di importante. Poi però vedo che ci sarà un abbattimento e tu cercherai di risolvere questa situazione. Quindi la carta della Gran Consolazione è una delle carte più fortunate delle Sibille, la terza. eh, Può dire che nel futuro prossimo sicuramente cercherai e avrai la fortuna di incontrare una persona valida. Però non so se è lei che resterà delusa da te o tu resterai deluso e vedo che cercherai una soluzione, vedi? Quindi incontrerai una persona molto probabilmente che ha una, come si dice, una forza, um, una persona veramente valida. Però vedo che o lei resta delusa o ci sarà qualcosa che la turberà. Quindi effettivamente sembra entrare nella tua vita, Francesco, qualcuno che... allora, vedo che Francesco dice tutto vero prima parte. E beh, la prima parte è il passato, quindi, però il futuro sembra appunto, Frank, che tu debba per forza con un colpo fortunato incontrare una persona valida. Però non so se tu la deluderai, però o tu sarai deluso e vedo che cerchi di mettere a posto la cosa, vedi? Qua tu sei pensieroso, cerchi di fare una, come si dice, un cambiamento in senso positivo. Ma guardiamo l'esito, perché l'esito è la cosa più importante. L'esito ti vedo triste, no? Per una casa e di nascosto. Allora, l'esito ci fa capire, no, che tu incontrerai sicuramente una persona importante, però o è lei delusa e tu non riesci a gestire la situazione, perché poi io ti vedo solo, solo e ti vedo anche, come si dice, come se te la rubassero, ti rubassero questa cosa qua, perché c'è un ladro che entra e poi un gran signore. Allora, la domanda è, c'è un nuovo amore? Nel futuro, entro un anno, sicuramente incontrerai una persona molto valida. Il problema è come gestire questo colpo di fortuna, perché vedi, no? Qui c'è il colpo di fortuna che ti assiste e nascerà sicuramente qualcosa di importante. Lei, questa persona, non so se è qui, perché chiaramente io, Francesco, non conosco nulla di te, non so esattamente niente. Lei in questo momento qua, quando la incontrerai, sarà un po' delusa, sarà malinconica, potresti essere anche tu perché è una donna forte e vedo che cercherà di risolvere la situazione, però l'esito ci dice che resterai un po' deluso solo. Sembra quasi che, non dico voglia, è una situazione difficilissima interpretare questa cosa perché, vedi, ti troverai solo per delle scelte che farai con questa donna che è molto forte, no? E poi però ci sarà un momento di sicurezza che ti verrà tolto da, molto probabilmente, sembra che entri in scena un gran signore. O lei potrebbe essere una gran donna. Certamente incontrerai qualcuno
di forte nei prossimi mesi come donna, una donna importante. Il finale però è da decifrare bene. Bene, vediamo che c'è la nostra amicizia. Cosa ci dice la nostra amicizia? Vediamo un po' di Facebook. Vincenza. Buongiorno Vincenza, 73, Fabio. Allora, Vincenza, dovresti darci alcune notizie. Prima di tutto, siete insieme? No? Siete insieme a questo, come si dice, ha già una relazione con questo Fabio, Vincenza, oppure solamente vi siete sentiti e via dicendo? Cioè, ripeto, Francesco ringrazio. Quindi Vincenza, dovresti dirmi se avete già una relazione oppure è un... Ecco, no, non siamo insieme, ecco, no? Perché dovete essere chiari, perché quando fate le domande, più la domanda è ricca di dettagli e più si riesce a decifrare anche il Sibille, perché siamo in una live, no? Una live che ritengo che sia sia le mie che di Hildegarda, e quindi più dettagli date e più chiaramente sia il pendolino che le Sibille possono essere interpretate. Allora, in sintesi è così, la Vincenza incontra il Fabio, sembra che possa nascere qualcosa e Vincenza vuole sapere. Mm? Più o meno così. Allora, se va sul sì sembra una cosa seria, se va sul no, allora sembra dalle informazioni che abbiamo che la situazione possa andare nella direzione giusta. Prendiamo un po' la nostra Vincenza. Allora, beh, sono delle bellissime carte, Vincenza. Questo qui è una partenza importante, perché vediamo subito che c'è una delle più belle carte delle mazze e Sibille, e vedo che lui, questo Fabio qua, è molto entusiasta, è molto, come si dice, eh, positivo verso di te, nei tuoi di averti incontrato, è una persona che sogna molto di avere un rapporto con te. Insomma, l'hai colpito in senso estremamente positivo. Estremamente positivo. Poi vediamo un po' come va. Allora, vediamo un po'. Allora, questo Fabio del 78, beh, Vincenza, allora, diciamo che il passato si vede che c'è stato degli entusiasmi, no? Degli entusiasmi, ma c'era, questo Fabio deve aver incontrato anche una giovane donna, molto probabilmente lui è passato, è uscito da una situazione, o tu hai avuto un abbattimento morale ultimamente, c'è una giovane donna, vedo la fedeltà, un cambiamento, un'amica, insomma, sembra quasi che lui o arriva da una situazione difficile in cui ha avuto una giovane donna, però mi sembra un tipo piuttosto, come si dice, piuttosto solido, cioè quando prende una posizione la porta avanti a livello sentimentale. Poi si vede che con questa ragazza che aveva, o questa donna, si vede che c'è stato un cambiamento o per un viaggio o proprio per un cambiamento sentimentale e praticamente sono diventati amici. Ma potrebbe essere questa, prima di tutto perché non conosco chi sei tu, però potrebbe essere anche letto in un altro modo questa cosa qua. Potrebbe essere anche che tu ultimamente, come si dice, eri un po' giù di morale e hai avuto una, come si dice, incontrando questo Fabio, un entusiasmo importante, no? E vediamo che c'è stato un cambiamento e ultimamente avete anche parlato, c'è stato anche un bel dialogo. Potrebbe essere letto in vari modi questo passato, perché visto che si chiede fra te e lui cosa può esserci,
comunque sembra che ci sia entusiasmo, almeno nel passato, di voler costruire qualcosa. E sembra anche che vada bene anche un'amicizia, perché c'è l'amica. Adesso vediamo nel presente, perché è quello che conta, e poi il futuro. Nel presente vedo che, non so, mutualmente, io non so se Fabio è sposato, però io vedo qui, o è divorziato, però vedo qui che c'è una donna con dei figli. Non so se tu hai figli o lui, perché la domanda era un po' così, però vedo che uno dei due è un po' orgoglioso. Potrebbe nascere qualcosa perché c'è il colpo di fortuna, è la carta più bella, però la fortuna qui è in mezzo a due carte estremamente pesanti, la superbia e la malinconia. Quindi sembra quasi, Vincenzo, che tu debba affrontare o una donna sposata o lui ha dei figli, insomma, o tu hai dei figli, però vedo che nel presente la situazione non è chiara. Non è chiara perché c'è questa donna sposata che mette un po' in crisi la vostra relazione, vedi? Potrebbe essere un colpo fortunato, ma tu non ti senti al centro, sei malinconica alcune volte, proprio perché c'è questa donna che magari, il Fabio magari è insieme, non si sa ancora, voglio dire, o non te l'ha detto che esiste questa donna, perché dalla domanda non si capisce bene, però esiste questa donna che ha dei figli. Quindi il futuro com'è? Adesso quindi la cosa sembra un po' bloccata. Certamente nel passato sembra che ci sia stato più entusiasmo. A questo punto si potrebbe anche pensare, non conoscendo la situazione, che questa donna giovane potrebbe teoricamente essere anche una figlia. Però andiamo avanti nel futuro. Nel futuro ci saranno dei segreti, no? E tu avrai paura di perderlo perché pensi che è una persona che valga molto. Vedi? C'è il militare, no? Quindi lui, quest'uomo qua, molto probabilmente ha dei segreti. Questo Fabio ha delle cose che non ti ha detto. E qua, vedi, quando esce omaggio prezioso, questa Sibilla qua, no? Devi capire anche una cosa, che è una carta che indica sì un omaggio prezioso, ma anche la scatola è mezza piena e mezza vuota. Quindi tu lo vedi mezzo vuoto e vedi, ti accorgerai che lui ha dei segreti che non ti ha mai detto, molto probabilmente, e quindi lo vedrai andare via. Vedi, c'è l'Elimineo che è la più bella carta, e lui molto probabilmente ti parlerà di cose importanti, però tu vedi il vedovo. Sembra che, o lui magari è vedovo, però vedo che la situazione dall'entusiasmo iniziale andrà sempre a scendere in problemi che non sai ancora. Ti verranno, li scoprirai perché lo vedi andare via, capisci? Scoprirai che ci sono delle cose che il bicchiere era mezzo pieno, non era, cioè scusa, era mezzo vuoto. Quindi cercherai, ti dirà magari delle comunicazioni che sembrerà quasi che voglia sposarti, però vedi, c'è il vedovo. Oh, qui sopra potresti essere tu che hai dei figli, io non conosco nulla di te, però vedo che qui sotto uno dei due si sentirà solo e molto probabilmente lui. Il finale com'è, Vincenza? Gente che dice tutto contrario di tutto, lui che cercherà una soluzione, parlerete molto, però tu lo aspetterai. Allora, l'evoluzione cos'è? Io non dico che è un narcisista perché qui non escono carte dei narcisisti. Qui io dico però che lui molto probabilmente non ti dice tutto com'è il disegno e quindi di conseguenza qui tu nel futuro avrai paura di perderlo. E quindi, visto che non siete ancora insieme, stai attenta perché vedo già qui che ci sono delusioni presenti. In futuro poi ci sono cose che neanche sappiamo e vedo che tu le vedi già male. Ti dirà delle cose riguardanti a possibili, come si dice, situazioni importanti di amore, ma però vedi che poi delusione, poi dice tutto contrario di tutto, lui cercherà ancora di ricucire e tu potresti ancora avere la forza di volerlo aspettare. In sintesi, direi che il santo non vale la candela, ha troppi segreti sotto l'armadio, sotto il cuscino, sotto il materasso. Stai attenta perché
Sembra una partenza col freno tirato a mano. Bene, cari amici, io vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Vi ricordo ogni giorno più o meno alle 11:20. Eventualmente, se volete dei consulti privati, siamo sempre disponibili. Il legale Marietto Veneziano. Sapete dove trovarci. Qui sotto c'è il mio numero in sovrappressione o anche di Hildegarda. Vi ricordo lunedì sera alle 21:15 Hildegarda. La nostra Hildegarda alle, vedete qua, bene, ok cari amici, grazie e alla prossima.